l'inaugurazione per questa seconda edizione, oggi 11-12 aprile 2026, in questa stupenda città di Cavazzane, organizzata dagli amici di Traverso, dove invito il presidente di Ragione qui salta no? Palco inaugurato proprio oggi, e sicuramente vorrà dire due parole, giusto? Buongiorno a tutti, benvenuti. Il Signore ci ha aiutato con una bellissima giornata. Ho organizzato anche questo, un weekend di sole. Ho parlato anche questo. E volevo ringraziare la presenza dell'amministrazione comunale, ringraziare che ci ha permesso di fare tutto questo. E niente, adesso facciamo medaglia del nastro, una bevuta e poi si sguma! Anche bravi piloti non lo metto in dubbio, ma se qualcuno ne voglia, come presentazione abbiamo presentato, aspetta scusa, ma io li voglio sentire parlare per persone e il ruolo che hanno, è giusto? Abbiamo anche il nostro Tom e non so il nome, Don Matteo. Adesso faremo una bellissima inaugurazione di questa stupenda manifestazione con la presentazione ovviamente delle cariche comunali. Abbiamo anche il Don Matteo, quindi ci darà la benedizione. Venga Don, vai, la benedizione Don. Venga Don. Allora, lei è il Don Matteo di Cavazzane, sicuramente conoscerà qualcuno, sì, benissimo, e mi farebbe piacere se per cortesia la giunta comunale si può portare qui vicino a noi. Venga, venite. Pronti qua. Allora, Diciamo è una cosa importantissima, che per eseguire, non sto facendo, sto dicendo la verità, per eseguire queste manifestazioni serve anche delle autorizzazioni. Parte di queste autorizzazioni vengono fatte dal comune della location, tipo questa. E quindi mi sembra giusto che gli amici di Traverso possano ringraziare questi signori che hanno contribuito nell'eseguire. Io però oggi abbiamo fortuna. Daria Tolanti, assessore al bilancio, attività produttive del commercio e cultura. Roberta Trava, presidente del Mattia Vernello, assessore allo sport. Allo sport! Marco Grandi, assessore politiche sociali, sanitarie, protezione civile e ambiente di tutti. L'anno prossimo ci saremo ancora? Bisogna. Non c'è motorsport, non ci sono stenti, non ci sono organizzatori se non c'è Matteo. Cosa facciamo? Li lasciamo andare? Diamo una benedizione? Benissimo. Bene, allora diamo la benedizione, questo perché così per il prossimo anno siamo già sicuri che ci sarà un'altra edizione. E allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E scenda su chi guida, su chi organizza, ma anche su chi assiste a tutto questo, la benedizione del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buona corsa. Bene, 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 mi sembra che ci siamo. L'ultima cosa, diamo il taglio al nastro. Stupendo, stupendo. Io a nome di tutti i partecipanti, non solo come piloti, non solo come aiutanti, non solo come pubblico, a nome di tutti agli amici di Traverso, grazie, grazie, grazie di esistere! Adesso facciamo fare un giretto in macchina agli assessori. Yeah! Yes, sir. Going down. 3-6 Mafia. Mafia. What the world been waiting on, man? It's going down. I made this vision get blurry. I'm too clean for this. I'm too lean for this. Figure it would happen, so I brought my team for this. Yes, sir, I'm the realest player, trap star, selling the biggest bricks. I'm the realest player, rap bar, smoking purplish. Step up in the club, I got love, cause I'm rich. The girl between my legs, do me up like I'm licorice. 25 stacks at the bar, ice on my wrist. Step up to this pimp and get your braided hair wig split. Back up in my Chevy, brains blown out, peanut butter, riding high, staying high. I'm talking like a Drunk ass motherfucker, throw your hood up. Get drunk ass motherfucker, throw your hood up. Get drunk ass motherfucker, hold your drinks up. Get drunk ass motherfucker, hold your drinks up. Lean back ass motherfucker, turn that bottle up. Lean back ass motherfucker, turn that bottle up. Throw them stacks up, man, right, what? Throw them stacks up, man, right, what? Goose got me loose, go no patrol. Money in my pocket and I'm all up in this zone line. Ooh, I'ma act a damn fool, yeah. Ooh, I'm about to act a fool, yeah. Goose got me loose, go no patrol. Money in my pocket and I'm all up in this zone line. Ooh, I'ma act a damn fool, yeah. Ooh, I'm about to act a fool, yeah. Stop the perky just to start a Stop the perky just to start a I took off some purple just to warm it. Stop the perky just to start a I took off some purple just to warm it. Stop the perky just to start a I took off some purple just to warm it. Stop the perky just to start a I took off some purple just to warm it. Stop the perky just to start a I took off some purple just to warm it. Stop the perky just to start a I took off some purple just to
goes for purple just to warm up. Stop a perky just to start it. Pop two goes for purple just to stop a perky just to start it. Pop two goes for purple just to warm up. Stop a perky just to start it. Pop two goes for purple just to warm up. Stop a perky just to start it. Pop two goes for purple just to warm up. Stop a perky just to start it. Pop two goes for purple just to tater top, fuck niggas on my radar watch. Crack a dog on them, turn them to some gator shots. Iced out watch, round 10 o'clock. Ride round, get your damn, think it's 3 o'clock. 3, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. I'm gon' pop. If I don't, I'm back to the pot. I got rocks, big bills, big arms. Some nigga run, come out and stop a burger, just start a pot. Two goes for purple, just to warm up. Stop a burger, just to start a pot. Two goes for purple, just to warm up. Jane, Mary Jane, I don't like you, Mary Jane. With the gang, OT gang, 40 deep, we sliding, nigga, what's the info? Ay, what's your info? Ay, yeah, my bitch sweet, candy cane, acting like you know my name. It's a shame, all these niggas pillow talking, pussy nigga, what's the info? Ay, what's your info? Ay, yeah, I don't change, I'm like rain. Sex your bitch inside a plane. Then I came, put my kids inside your baby mama mouth, and she an info. Ay, all this shit so simple. You think that you got it, nigga, you can't take my game. I'm a duppy, all these niggas call me devil, baby James. You a snitch though. And nigga, I could fuck your bitch too. Tripping on back from the legs, say something. Never tell a back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab. Taking bitches straight for another cat. Make shit while I never had shit. Bitch move, make your motherfucking head split. Cost to the loss, never really gon' pay shit. Tell me never really gon' chase it. Dreams to the play, no fake. Hands to the way, niggas know I ain't play. Fans to the break when I switch all day. Stance when I prance to the damn arcade. Sticking up signs, read, never mind me. Point to the ground, stick down to the feet. Stay, please stay, bitch, you got no key. Never take a seat, bitch, you never gon' see. Play with the cape when I run along back. Change when I say that I stay with the Mac. Fake with the niggas coming back to the wreck. Late to the game that I watch no back. Walk straight through, don't ask, don't shoot. Run real soon, no cash, no loot. Dreams fall short, no time, never knew. Sono due BMW coupé e una berlina. Le si distinguono dalle 2 alle 4 porte. Bellissima l'impresa dal BMW grigio che prende tutti, Watch me, I'm so low. I walk with your photo. Take money from the lock
Andiamo su con gli amici di Traverso anche. Oh Buba, guarda che ti... Oh Buba, adesso io mettere... Cause I don't ever sleep. They thought I was a freak. Now she sucking my meat. Hey, look at my fleet. Cause of the bands I keep. All of you niggas are sheep. None of this shit is sweet. They wanna play into the beef. My niggas gon' put you to sleep. All of those niggas is weak. Can't you see? Hey, we don't act the same. Cause I'm living in 2029. Hey, I done seen it all. Sometimes I had to crawl, but just know I'm fine. Hey, you know I got your bitch with me, rolling with me, looking pretty.
ma intenta dare consigli a Emma per riuscire a driftare e a rimanere all'interno del circuito. Certo che Alberto, Emma, da come è partita ieri a come è arrivata oggi, bella questa giornata. Pietro oramai, Pietro è il figlio quello che guarda. Ridi, mia mamma che ha fatto i gnocchi. A proposito di Cova, è il nostro sponsor ufficiale della manifestazione, quindi diciamo a Cova che grazie per averci dato una mano a eseguire questa manifestazione. Che oramai la conosciamo, vero? Lei è? Lei è? Nonna Drift, eccola qui. Lei arriva direttamente da Biella e ha il suo camietto, si carica la sua macchinina, parte o il venerdì sera o il sabato mattina, ma prevalentemente parte il venerdì sera, arriva sul posto, si posiziona, al sabato mattina è già pronta, si diverte, adesso ci vuole salutare ed è comprensibile, visto l'orario. E quindi adesso gli facciamo un grande applauso di un arrivederci a presto, di un buon augurio al campionato, al trofeo di sabato domenica, prima tappa alla nonna Drift. Di più, non mi sento. Grazie. Io aggiungo e poi ti lascio, veramente non ho mai trovato un amico pubblico come questo caloroso, veramente, che di solito sono sempre sei te allora, il marito tu, ok dai. Ciao nonna Drift del Speed Academy, ma cosa hanno fatto Speed Academy e Amici di Traverso? Una mega collaborazione che è importantissima. Possiamo dire un gemellaggio? Sì dai, diciamo di sì. Un gemellaggio, sì, quindi sì. La Speed Academy ha fatto un contratto di gemellaggio con gli Amici di Traverso, che sono gli organizzatori di questa manifestazione per la magnifica sicuramente. Vogliamo fare una cosa fatta? Ci mettiamo la ciliegina sopra il dolce? Vai. Sophie, salta, vieni di qua. Lei, lo dico che non si può dire, non è corretto in italiano dire pilotessa, ma è una drift girl. Lei è Sophie, guarda, ti prendi gli applausi spontanei. Anche lei partita per gioco, allora non fatevi ingannare dall'aspetto, perché non è così giovane, quindi non ha... No, non si può dire l'età di una donna, non si può dire l'età di una... 24. Non si può dire, no, perché merita, caspita, la pensavo addirittura minorenne, sinceramente, E invece lei ha l'età che vi ho detto, è una nuova... L'età che non hai detto? L'età che non ho detto, bravissimo Mirko, è una drift girl. Anche lei ha cominciato ovviamente con il corso base, lei diciamo è un po' più avvantaggiata perché ha anche il papà che corre, quindi eccolo. È in pista, eccolo lì, lui è Nick72 con quella bellissima BMW gialla viola, ok? E si alterna papà e figlia, però il corso base ve lo consiglio, fatelo sempre con un istruttore. Raccontaci un po' delle tue storie col papà, che sei salita, che stai imparando, raccontaci qualcosa. La prima volta che sono salita con mamma ho detto ci provo, da lì non ho più smesso, adrenalina pura, veramente è un'emozione unica, non vedo l'ora, provo a fare il corso, da lì non ho più smesso. È vero. Avete capito? Porti un po' più avanti, altrimenti ferma lì che non ti vedono. Cioè, è la testimonianza, perché magari parlo io, parla Mirko,
Ma lei, la sua testimonianza? Siamo due brutti. Sì, dai. Bene, quindi informazioni su Speed Academy, costa nulla, è tutto gratuito, ok? E non si sa mai se magari un giorno potreste cambiare posto da lì a qui, a lì. Quindi grazie per il nostro... Grazie a tutti. E ci vediamo oggi pomeriggio, va bene? Grazie Mirko, grazie Sofi. Sei grande Sofi. Se lo merita, è bravissima, poi la vediamo in pista. Ragazzi, è la sola, e ripeto sola, seconda volta che esce in circuito oggi, in questo weekend, per dimostrare che non è impossibile, va bene? Tutto è possibile. Tutto è possibile, grazie Sofi. Dove invece il passeggero è munito di un'arma che andiamo a sparare. E Ivan, il vicepresidente del passeggero, scusate, Damiano, è il pilota, che è uno stuntman, perché riuscire a mantenere un'auto con quel peso, con quelle dimensioni dentro un circuito molto tecnico, e sottolineo molto tecnico, ci vuole capacità. Eccoli qui. Io vi voglio finire la mano per darvi un grandissimo buongiorno che siete arrivati, grazie per essere qui con me. Aspettate che ho un microfono che non prende molto bene, mi dai la mano? Un po' tutti, Ciao, come state? Ciao, come state? Molto bene, state bene? Buongiorno, grazie per essersi presi l'impegno. Diamo un applauso a questi bellissimi ragazzi, guardate, siete protagonisti voi oggi. Siete protagonisti perché la nostra è una passione, ma che la condividiamo con la vita di tutti, quelli più e un po' meno fortunati, ma siamo tutti fortunati. Avere la vita è una fortuna. Scommetto che tu ci vuoi dire qualcosa. A tutti ragazzi, noi siamo un bellissimo gruppo di amici che siamo venuti a salutarvi, arriviamo dalla comunità Ca' Emanuel di Cavazzere. Quindi qui in casa, diciamo. Siamo qua in casa, ma facciamo sempre delle cavatine volentieri in mezzo a gente bella
rock come voi è foldissima, quindi siamo onorati, siamo grati di essere qua con voi e condividere questa bellissima giornata di motori, di rock e di vita vera. Grazie e gentilissimi per l'ospitalità, un bacio da parte nostra. No, il grazie a noi che avete accettato l'invito per essere qui con noi. Daniela e Cesare, grazie per la vostro impegno nel collaborare con la vita di tutti, grazie. Adesso vi lascio tranquilli, fate vedere le auto che corrono, poi sarà sicuramente c'è Emma come cicerone della manifestazione. Grazie mille, grazie ancora. Grazie. Salutate l'interno, salutate qui con la mano. Lei è Francesca, ha il BMW bianco. Da quanto tempo è che pratichi più o meno questa disciplina del drift? 4 anni. Però io so che tu non sei partita solo con il drift, prima hai fatto altre attività, no? Altre discipline? No, ho iniziato così, ho sempre fatto questo, tranquillamente. Benissimo per passione, per hobby. Benissimo, quindi quando dirò Francesca e sarà al centro del circuito sapete che è lei, questa bellissima ragazza con i capelli rossi. Ciao! Ciao! Chi sei? Mi chiamo Sofia. Sofia? Da dove arrivi Sofia? Este? E tu guidi l'auto? Guido l'auto da 6 mesi. Da 6 mesi? Avete capito? Da 6 mesi. Ed è bravissima. E come istruttore ha il? Papà. Bene. Poi passiamo a? Io sono Fiori Martina. Siamo 16. È il suo fidanzato e amici. Quindi da dove arrivi? Siamo 16.
Siamo un 16, bellissima città. E ho 27 anni. Ve l'avevo detto che mi ingannate. 27 anni. Da quanto tempo è che pratichi questa attività? Questo sport, questa passione? Drift da anch'io più o meno 4 anni e poi invece da circa 7-8 anni navigo mio papà nelle regolarità, quelle che erano le sport. E sapete che macchina guida? Dillo. Un Alfa Romeo 75. L'Alfa Romeo 75. Tosto, Tosto. Tanza. Bene, dai. Passiamo il microfono a... Io sono Emma, sono Di cognome? Giorio, Arrivi da? Cavarzere. Quanti anni hai? 21. Quanti, scusa? 21. 21. Drift girl anche te, Sì. E tu sei là? Chi? La figlia del presidente degli Amici di Traverso. Avete capito? Lei è la figlia, Emma, ed è quella che abbiamo visto che Francesca e Martina hanno già più esperienza, dove abbiamo visto Sofì, va bene? Perché ho visto Sofia sarebbe giusto, Sofì ed Emma alle loro prime armi, ma per essere le loro prime armi veramente, veramente brave, come sono brave loro per aver proseguito con questo. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Sofia. Da dove arrivi? Da Dolo. Da Dolo. Quanti anni hai non si dice? Che macchina guidi? Un E46. Grazie Sofia. Glielo facciamo un applauso anche a Sofia. Glielo facciamo un applauso, ma un applauso veramente da stadio. No, vi voglio sentire. Non siamo messa prima. Alle nostre, anche per te, Sofia, anche per te. Bravissime. Got a little bit trashed last night. I got a little bit wasted. And I can drink it, dope. Gotta hang for and I can pull up, drink it, dope. Gotta hang for and I can pull. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. Questo signore è il presidente degli Amici di Traverso, quello che si è rotto veramente le scatole. Io volevo dire quello che abbiamo parlato questa mattina io e te. Diciamo che di sicuro purtroppo non c'è nulla, ma la buona volontà da parte vostra sicuramente c'è al 100% nel ampliare
la manifestazione per il 2027, stessa location, stesso posto, ma dar ancora di più, anche se comunque a livello logistico non è assolutamente facile, ma gli amici di Traverso, ASD Amici di Traverso, hanno le capacità per poterlo fare. Quindi se tutta la parte burocratica ci dà l'ok, eccolo qui, il vicepresidente, se c'è il presidente c'è anche il vicepresidente. Allora, intanto voglio ringraziare la massiccia presenza e ringraziarvi tutti. Diamo l'opportunità alla gente che collabora per poter smontare tutto e sistemare, fare pulizia e tutto quello che concerne, e dopodiché liberare completamente i piazzali, perché domani le attività lavorative delle aziende cominciano presto e così riusciremo a fare tutti i nostri lavori. Ringrazio tutti e organizzare questi eventi a Cavallo, che non erano mai stati organizzati, per noi è un grandissimo orgoglio, e ringraziamo il pubblico, l'amministrazione comunale che ci ha permesso di fare tutto questo. Godetevi lo spettacolo. Diciamo che la seconda edizione è nata ovviamente grazie alla prima, dove una serata qualunque, seduti a tavola tra 4 amici, avete detto perché non possiamo fare un evento a Cavallo, ma mancavano solo 4 mesi, 2 mesi. Vi giuro, non perché sono qui che mi sentono, ma nessuno è in grado in 2 mesi di organizzare un evento, solo anche a livello cartaceo non è assolutamente facile. Ci sono riusciti l'anno scorso, a ottobre 2025, hanno fatto questo evento, è stato strepitosamente un successone e da lì hanno detto lo facciamo anche 2026, non più a ottobre, grazie, ma ad aprile. Sì, diciamo, scusa boss che ti interrompo, l'ho fatto apposta per aggiungere in maniera che non è stato semplice, soprattutto perché questa manifestazione è a calendario ACI nazionale, quindi è stato molto più difficile ancora per la burocrazia a portare a termine in 2 mesi. Adesso da ottobre a aprile le cose sono state più semplici, era tutto più scorrevole, abbiamo avuto tempi più lunghi, speriamo di aver fatto qualcosa di meglio. Hanno visto la vostra serietà, la vostra fiducia, vi hanno dato il consenso con una formula più leggera, più soft. Io lo voglio ribadire, anzi facciamo così, mi metto dalla parte degli amici, ok? Se vi riesce 2027, la rifacciamo? No, se ci riesce. C'è già la data, non l'ho ancora detto, ma c'è già la data. C'è già la data? Sì, Secondo voi cosa è possibile fare in questo momento per dire sì, è possibile? Bravo, ma proprio forte. Grazie amici. Volevo concludere nel dire, fate attenzione perché non lo dico con la bocca, ma lo diciamo con il cuore. Se non c'è pubblico non c'è spettacolo. Bravi, esatto, grazie di cuore a tutti. Grazie, proseguiamo. Andiamo a fare qualche giretto. Grazie Alberto, grazie Ivan. Money
a chance on the world. We can find peace with just one dance. Follow me. Open your heart, let's take a chance on the world. On the world. On the world. Follow me into tomorrow, where all that exists is time and space, in the anticipation of a brand new day. Qua bisogna ringraziare il comune di Cavarzare, il comando polizia municipale di Cavarzare, che sono stati qui con noi 2 giorni a garantire la sicurezza, e questo per una manifestazione motoristica, avere le forze dell'ordine presente è sempre un sostegno morale per l'organizzatore, perché un conto è un ufficiale di gara, un conto è un pubblico ufficiale. Quindi grazie alla polizia locale, grazie al servizio di ambulanza, grazie all'antincendio in cui ci ha dato una mano anche per spingere le vetture, quindi grazie, perché senza di voi i commissari dovevano lavorare di più. Grazie anche ai collaboratori miei di pista, sempre presenti, perfetti, puntuali. Vorrei dire una grande manifestazione che si è svolta benissimo, e anche Cavarzare quest'anno ha scritto un'altra pagina di motorsport. Arrivederci a tutti e grazie a tutti quelli che hanno collaborato, ma grazie agli amici, grazie alla SD, perché senza di loro questo spettacolo non ci sarebbe. E nessuno ha ringraziato il nostro amico Daniele, quindi da ieri in piedi alla pit line, sei bello abbronzato, però perlomeno vai a casa. Grazie a Daniele, grazie a Daniele, grazie a Daniele, grazie a tutti, grazie a tutti. Vi voglio ringraziare pubblicamente perché siete un gruppo magnifico, dal primo agli organizzatori a chiunque ha contribuito, siete magnifici, grazie. Non mi rimane niente da dire, hai già detto tutto tu, Iva. Sono magnifici e basta. Adesso viene il più bello, la piadina. Ciao, grazie a tutti, al prossimo anno. No, ho sbagliato, al prossimo evento. Il prossimo anno a Cavarzare, ma però è lunga la strada. Ciao, grazie a tutti, ringraziamo il nostro boss che per 2 giorni ha parlato senza sosta. Ok, Fioril, la polizia locale, sì, l'abbiamo già ringraziata. Fiorì, il nostro stuntman Damiano Ferro con la sua Super 1, meccanico, panettiere, lui fa tutto. Bene, saluto tutti, buona serata, grazie. Bene, ciao, grazie a tutti, resta a me a concludere questa bellissima giornata, ma voglio, e preciso, grande, ci dispiace per l'inconveniente, grande pilota della Fiat 126, resta a me a concludere come ho fatto anche all'inizio. Io voglio ringraziare tutti, ma dico veramente tutti, a nome di tutti, però un ringraziamento personale lo devo fare io agli amici di Traverso per avermi concesso, aversi fidato della mia prestazione, della mia capacità minima nell'essere qui presente, e ne sarò sempre orgoglioso. Grazie, grazie, grazie e grazie ancora. Ciao da Enrico Boss.